Il botto tremendo, le urla disperate della ragazzina a terra sotto il furgone, Marica Visentin, 50 anni di paese, ad accorrere per prima una donna residente proprio vicino al terribile schianto in via Madonnette. Sono venuta fuori e ho visto 4 macchine, ho detto, e sentivo questa bambina che gridava mamma, 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 ho visto il furgone e niente, ho detto mamma, mamma, ho detto grida mamma, ho detto non vedo nessuno. Poi mi sono avvicinata al furgone, ho guardato sotto, mi sono messa le mani nella testa, ho detto mamma mia, ho fatto. E però la donna non si muoveva, non dava segni di vita. Una concatenazione di eventi hanno provocato la tragedia. La macchina dell'anziano 85enne si è fermata per un guasto lungo la provinciale via Roma. Un automobilista l'ha aiutata a spostare il veicolo in via Madonnette. Poi è arrivato un residente che ha tentato di capire quale fosse il guasto. Io ho guardato la macchina, cosa che aveva. Ho visto che non aveva niente, ho detto meglio che cambia il meccanico. E ha detto chiamo la figlia. E perché il meccanico non rispondeva. Dopo io sono preso e sono andato a casa. Poco dopo è arrivata Marica Visentina insieme alla figlioletta di 10 anni che ha parcheggiato vicino all'auto della mamma e proprio mentre attendevano insieme il carro attrezzi, dalla parte opposta di via Madonnette un furgone che non avrebbe rispettato il dare precedenza ha tentato di attraversare l'incrocio proprio mentre stava arrivando un Opel Corsa condotta da una donna straniera. L'impatto devastante. Il furgone, ormai senza controllo, ha proseguito la corsa fino ad urtare i due veicoli parcheggiati sul ciglio della strada di via Madonnette e travolgendo la cinquantenne. I soccorritori hanno dovuto alzare il furgone per estrarre la vittima priva di vita. La donna è morta sotto gli occhi della figlia e della mamma 85enne, entrambe con lieve lesioni e sotto shock sono state portate in ospedale a Montebelluna, così come la donna straniera, la guida dell'Opel Corsa, rimasta ferita nell'impatto con il furgone. Illeso il conducente del van che ha cercato di ricostruire quanto accaduto. Io ero già al centro dell'incrocio, ha detto disperato ai soccorritori. Ora saranno i carabinieri a ricostruire la tragedia, l'ennesima nella Marca. Sul posto anche la polizia locale e dei vigili del fuoco arrivati con 2 mezzi. A Porcellengo di Paese la notizia è arrivata subito lasciando nel dolore gli amici, i familiari e quanti conoscevano la giovane mamma.